Oggi, 1° aprile 2012, siamo qua in questa grande piazza del Duomo di Messina, che una volta era il centro del potere della città più potente del Mediterraneo, capitale insieme a Costantinopoli dell'Impero d'Oriente. Qui c'era il Senato della città, demolito dagli spagnoli dopo la rivoluzione del 1674, e qui di fronte a noi il Duomo, questo enorme edificio che adesso risulta sotto il piano della piazza, ma in realtà la piazza una volta era molto più in basso, adesso per accedere bisogna fare 2 gradini e poi ridiscendere un'altra volta dentro il Duomo. Questo è l'edificio che ha accolto nel 1282 il cardinale inviato dal Papa, che voleva far arrendere i siciliani alle truppe di Carlo d'Angiò. Questo è il campanile che ricorda il Vespro, e questa è la chiesa collocata proprio in cima alle mura. Le mura di Messina erano proprio là dove c'è la chiesa, mura altissime, alte oltre 25 metri, invalicabili per qualunque esercito dell'epoca. E qui, in questa piazza, un passaggio storico planetario si è celebrato in questo Duomo. Il cardinale inviato dal Papa chiedeva ai siciliani di arrendersi alle truppe di Carlo d'Angiò che assediavano la città, ma il comandante della piazza, Laimo Talentini, rimandò indietro il cardinale, diciamo in modo brusco, nel campo di Carlo, dicendo che finché i siciliani avranno sangue e spada non si arrenderanno all'esercito del Papa e del re francese. Quella storica giornata ha portato un cambiamento epocale nella storia dell'umanità, che è stata cancellata dai libri di storia. Quel giorno famoso di cui stiamo parlando, finirono le crociate, una grande verità che tutti sanno ma che nessuno mai dice. Con la guerra del Vespro sono finite le crociate via mare, che passavano proprio dalla Sicilia. L'ultimo porto da dove si organizzavano tutte le partenze delle flotte era Messina. Da qui convergevano tutte le navi dai regni coronati dal Papa, che andavano a cercare gloria in Terra Santa. E quindi Messina, con questa rivoluzione scoppiata a Palermo e l'assedio della città di Messina, che a quel tempo era capitale insieme a Palermo dell'isola, fu un evento epocale che si riflette ancora oggi sulla storia del pianeta. Il Vespro fu quello che per tempi moderni si può dire una guerra mondiale, perché si scatenò contro la Sicilia, si scatenarono tutte le corone d'Europa, tutti i re d'Europa che erano stati incoronati dal Papa. Il Papa si voleva vendicare di questo affronto, perché qui si è consumata una guerra fra un popolo cristiano contro il Papa, quindi per la prima volta due popoli, due credi della stessa religione si confrontavano in una guerra. Non era più una guerra con gli infedeli, ma era una guerra dei siciliani contro il Papa. Quindi la vendetta del Papa voleva essere feroce contro questi rivoluzionari che avevano osato scacciarlo dalla Sicilia insieme a Carlo d'Angiò. Questa guerra fu vinta dai siciliani. Carlo d'Angiò, Martino IV di Brie e Pietro d'Aragona morirono contemporaneamente per uno di quei casi unici nella storia dell'umanità nel 1285, 3 anni dopo la fine della guerra del Vespro, come guerra di liberazione dei siciliani, che durò dal 30 marzo
31 marzo 1282 al 25 di settembre del 1282. Questo è il gigantesco duomo in cui si svolse quella famosa cerimonia, quell'accoglienza, dove Alaimo d'Allentini fece il gran gesto di restituire il cardinale al campo, rimandare il cardinale nel campo di Carlo d'Angiò. Questo duomo è di costruzione del periodo normanno, però la sua posizione è astronomica, quindi è probabile che sia stato costruito sopra un impianto ancora più antico di un tempio che rivolge l'abside verso est e proprio in asse con un riferimento astronomico che è solidale con gli equinozi e i solstizi. Questa è una parte più recente, come si vede, con queste finestre arabeggianti, mentre la parte antica è anche molto complessa nella parte delle fondazioni. C'è una cripta enorme che è proprio sotto questa parte absidale e che ci fa vedere in questo momento com'era la città 100 anni fa, cioè prima dell'ultimo terremoto del 1908. Ecco, questa era l'altezza della città. Il Duomo è ancora alla quota in cui si trovava la città 100 anni fa. Mentre il resto della città si è sollevato è stato sollevato di circa 4 metri. In pratica la città si trova al primo piano, ecco, da qua si vede, lì c'è il mare, c'è il porto, siamo qui, questo pavimento è sotto il livello del mare. Quindi in questo Duomo 730 anni fa la Chiesa ha subito una sconfitta cocente, i siciliani furono scomunicati e anche Federico era già stato scomunicato un paio di volte prima, Federico di Svevia, e con questa ulteriore sconfitta il Papa si era fatto una identità dei siciliani abbastanza diabolica, per cui da quel momento in poi i siciliani sono stati visti come i demoni impersonificati, avendo vinto una grande guerra. Questa è la parte absidale del Duomo, vedete, è molto in basso, sono 4 metri più in basso del marciapiede su cui siamo, e questo è un piccolo giardino da cui si può vedere la quota. E questa era l'altezza reale nel 1282 del Duomo, un edificio colossale. Da quel 1282 sono passati 730 anni e il 3 di aprile ricorre anche il 730° anniversario della nascita della bandiera siciliana, che è quella che tutti conoscono, che adesso è la bandiera ufficiale del Parlamento siciliano. È nata il 3 aprile del 1282. Quella bandiera che sventola oggi su tutti gli edifici pubblici in Sicilia è una delle bandiere più antiche fra quelle adottate dai paesi. Sono 4 forse le bandiere più antiche del mondo e fra queste c'è quella siciliana, che rappresentano il colore giallo e rosso con la trinacria nel mezzo, in diagonale, il giallo e rosso in diagonale con la trinacria nel mezzo. Questa era la bandiera adottata dal Parlamento siciliano e che ancora oggi è la bandiera della Sicilia, del Parlamento siciliano, del popolo siciliano in tutto il mondo.